Il servizio di Est-Ovest sulla produzione di marijuana in Albania ha scatenato una polemica politica nel paese delle Aquile. Il nuovo aspro confronto fra Stati Uniti e Russia costringe l'Europa a subire una nuova guerra fredda. Base Tuono in Trentino, una vecchia struttura missilistica della NATO, è stata trasformata in museo. Sul Tavoliere delle Puglie è sorto un ghetto dove migliaia di cittadini della Bulgaria vivono in condizioni pietose. Vlado Scafar, uno dei più interessanti registi dell'Europa centrale, dedica la sua opera all'anima della famiglia. Questo 100 euro, 60 euro per me, 40 per polizia. Il nostro viaggio sulle montagne di Cruia ha fatto molto rumore nel paese delle Aquile. Il giorno dopo la messa in onda, il reportage della RAI sulle coltivazioni di marijuana è stato ripreso in apertura dai principali quotidiani albanesi, dai giornali al Parlamento. Il partito d'opposizione, il Partito Democratico, guidato da Lulzim Basha, si è scagliato contro il governo. La produzione di cannabis oggi è l'attività economica principale del paese e le risorse umane e finanziarie dell'Albania ogni giorno di più si stanno orientando verso l'economia della cannabis. Eppure il ministro dell'interno albanese ci aveva detto esattamente il contrario. L'Albania non è un paese problematico in termini di traffico di droga. La risposta a Tahiri arriva da Lecce, dal procuratore Cataldo Motta, il capo della direzione distrettuale antimafia, titolare di tutti i fascicoli di inchiesta sui traffici illeciti nel canale d'Otranto. Il problema è nostro perché a 44 miglia da Valona c'è la Puglia che è ormai porta di transito per l'ingresso nell'Europa occidentale. Puglia, porta d'ingresso in Europa della cannabis. Solo negli ultimi giorni 6 corrieri albanesi arrestati, sequestrata 1 tonnellata di marijuana in 2 distinte operazioni della Guardia di Finanza e della squadra mobile di Lecce. Credo che la tua statistica non è vera. Nel 2013 c'era molto più droga che arrivava nelle coste italiane dalle nostre coste. Eppure i nostri dati sono gli stessi del procuratore Motta, parlano di un vero e proprio boom di arrivi di droga sulle coste italiane. Quest'anno abbiamo avuto sequestri in quantità enormi. L'ultima settimana di settembre la sola Guardia di Finanza ha sequestrato 3 tonnellate e 800 kg di marijuana. Tonnellate e tonnellate di marijuana. Come mai negli ultimi 5 anni? Il procuratore di Lecce ha anche una spiegazione. La cooperazione che in passato c'era stata con le autorità albanesi si è, come dire, un po' alleggerita. Forse è diminuito l'interesse da parte delle autorità albanesi. Le dichiarazioni di Motta non sorprendono il presidente del Partito Democratico albanese, che lancia accuse pesanti al governo che ci limitiamo a tradurre letteralmente. La coltivazione di cannabis in Albania di fatto è permessa dal governo, è il modo per raccogliere fondi che serviranno per comprare le prossime elezioni. Il tutto, spiega Basha, con il coinvolgimento degli apparati corrotti della polizia, il pizzo chiesto ai coltivatori. 40 per polizia. Il ministro Tahiri ci aveva invitati a guardare in casa nostra alle tante piantagioni che pure vengono scoperte in Puglia. Anche in casa nostra ci sono le coltivazioni, sicuramente non così estese come in Albania. Non avremmo bisogno di importare dall'Albania se ci fosse una situazione equivalente di coltivazioni di canapa indiana. Direi che l'Albania si è avviata ad essere uno dei primi fornitori di sostanze stupefacenti. Quando noi controlliamo un telefono al quale è comunque interessato un albanese, viene fuori, nel 90% dei casi, viene fuori un traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Russia e Turchia hanno firmato l'accordo per la costruzione del gasdotto Turkish Stream che porterà attraverso il Mar Nero il metano siberiano in Anatolia e poi, secondo il progetto, in Europa attraverso la Grecia, i Balcani e l'Ungheria.
La firma è stata apposta a Istanbul alla presenza dei due presidenti Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Contestualmente la Russia ha deciso di togliere l'embargo su diversi prodotti agricoli turchi, embargo imposto per la crisi del jet di Mosca abbattuto al confine con la Siria. Lo ha annunciato sempre Putin nella conferenza stampa congiunta con Erdogan, spiegando anche che Ankara importerà gas russo a prezzi di favore. Russia e Turchia hanno anche avvicinato le posizioni sulla Siria. Decisivo il fallito colpo di Stato dei gulenisti che Erdogan giudica ispirato dagli Stati Uniti. La Turchia, quindi uno dei paesi più importanti della NATO, si avvicina alla Russia proprio quando gli Stati Uniti stanno inasprendo il confronto con Putin. Punti caldi della nuova guerra fredda sono l'Ucraina, l'Europa orientale e la Siria. La frattura in Siria è stata molto forte. Gli apparati militari e diplomatici hanno cercato dapprima di trovare un accordo, poi invece il problema di Aleppo, la Stalingrado siriana, ha praticamente interrotto la possibilità per il momento di una vera trattativa. L'America non vuole che la Siria di Assad e i russi prendano Aleppo, e per i russi invece prendere Aleppo significa aver sconfitto i ribelli e trovare finalmente una posizione nel Mediterraneo secondo la nuova strategia di Putin. Quindi per il momento non vedo possibilità di accordo. Il confronto tra la Russia e gli Stati Uniti è di giorno in giorno sempre più aspro. Washington parla di contenimento dell'imperialismo di Putin. Mosca spiega invece di essere minacciata lungo i propri confini dall'aggressività statunitense. Gli Stati Uniti, tramite la NATO, stanno schierando ingenti forze militari in Europa orientale, dal Baltico fino al Mar Nero. Mosca risponde armando missili nell'enclave di Kaliningrad e modernizzando il proprio arsenale atomico. Il campo di battaglia è ancora in Siria e in Nord Africa per il momento, però si rispecchia molto in Europa perché lo schieramento di missili tattici avvicinati alle frontiere della Polonia e della Lituania è un primo grande segnale che Putin non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Questo potrebbe coinvolgere nuovamente l'Ucraina e potrebbe portare a un inasprimento nel conflitto, soprattutto se le forze russe non fossero così impegnate in Siria come lo sono in questo momento. Bisogna quindi vedere, ma la situazione potrebbe sfociare in un conflitto aperto anche nell'est Europa. Ma l'Italia potrebbe fare qualche cosa per raffreddare gli animi? Il fatto che Russia e Stati Uniti abbiano rotto le relazioni diplomatiche lascia ampio spazio all'Europa e soprattutto all'Italia. Certo, l'Italia deve impedire che, per esempio, proposte come quelle della Merkel di inasprire le sanzioni anche sul fronte siriano nei confronti della Russia impediscano qualsiasi tipo di intervento, di tavolo negoziale guidato dall'Europa. A mio parere il tavolo dovrebbe guidarlo l'Europa. Io convocherei una conferenza a Roma, se fosse possibile, sul Mediterraneo e a questa cercherei di rimettere insieme i cocci che si sono rotti ad Aleppo. Intanto a Washington la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità la legge sul sostegno alla stabilità e alla democrazia in Ucraina. Il documento, che deve essere ancora approvato al Senato, consentirà all'amministrazione statunitense di garantire al governo di Kiev assistenza militare diretta, tra l'altro fornendo quelli che sono definiti sistemi di armi difensive letali, un passo che ha irritato molto il Cremlino. Per la prima volta in Estonia una donna è stata eletta Presidente della Repubblica. La maggioranza dei deputati del Parlamento ha scelto Kersti Kaljulaid, 46 anni. Tra le prime misure che la neopresidente ha dichiarato di voler perseguire c'è il miglioramento dei rapporti con la comunità russa. Laureata in biologia, attiva nel Partito Conservatore, Kaljulaid, sposata e madre di 4 figli avuti da 2 matrimoni, ha fatto sapere che continuerà ad abitare nella sua casa di Tallinn. Il marito ha lasciato il suo impiego per occuparsi esclusivamente della famiglia. Il suo nome in codice era Base Tuono. Era una delle 12 basi missilistiche schierate dalla NATO lungo i confini con i paesi dell'Europa orientale. Collocata in montagna, a Passo Coe, in Trentino, era dotata di missili Nike Hercules puntati contro eventuali attacchi delle forze aeree del Patto di Varsavia.
Base Tuono, che è rimasta l'unico esempio in Europa di questo sistema difensivo, era diventata operativa nel 1966, in piena guerra fredda, ossia il lungo braccio di ferro politico-ideologico tra il blocco sovietico e quello occidentale, iniziato nel 1945, durato 44 anni e finito con la caduta del muro di Berlino nel 1989. Hey brother, there's an endless road to un braccio di ferro perennemente in bilico tra guerra e pace, e in cui la pace paradossalmente poggiava sulla corsa ad armamenti sempre più efficaci e sempre più terribili, ostentati a scopo dissuasivo. Due potenze, Stati Uniti e URSS, armate fino ai denti per farsi paura vicendevolmente. Base Tuono è testimone di questo periodo e dei suoi riflessi sul piano militare. Questo fu in realtà il primo missile teleguidato, cioè in grado realmente di andarsi a prendere il nemico dove il radar lo avesse individuato ed agganciato. E fino a quanto è durato? Quando è stato? È durato pochi anni questo in realtà, perché era armabile solamente con esplosivo convenzionale, cioè tritolo. Nel 1949 l'Unione Sovietica fa esplodere la sua prima bomba atomica. Il timore nei confronti dei bombardieri sovietici, in grado ormai di trasportare ordigni nucleari, porterà gli americani a sviluppare il sistema Nike Hercules di Base Tuono. Quello allora era la Jace e quindi contestata al tritolo, arma convenzionale. Questa invece era l'Hercules. Questa aveva una potenza enorme rispetto alla Jace, aveva una gittata molto più lunga, cioè il viaggio percorribile 120-150 km, era molto preciso, molto affidabile, perché funzionava con un sistema che ne permetteva l'esplosione comandata a distanza qualora avesse perso il controllo. Poteva autodistruggersi se avesse perso il controllo, se avesse perso cioè il segnale radar che lo guidava. Era da qui che si lanciava il missile? Era da qui che si lanciava il missile, era da qui che si controllava il lavoro dell'OPAR, il radar di acquisizione che mandava il suo segnale luminoso su quel monitor. Challenge target. Is it friend or foe? No IFF. Target foe. Il computer elaborava il tutto e alla fine, qui vediamo un pennino che avrebbe disegnato la traiettoria nemica, qui un pennino che avrebbe disegnato la traiettoria che si stava preparando per permettere al missile di colpire, di arrivare sul bersaglio. Quando queste due traiettorie fossero state collimanti, era il momento in cui per il computer i radar erano perfettamente agganciati al bersaglio e quindi era il momento di alzare questo cappuccio di protezione, la sicura infatti, e fare fire. E con questo il missile partiva. Grande manifestazione a Skopje organizzata dall'opposizione socialdemocratica per chiedere migliori condizioni di vita e protestare contro la crescente corruzione nelle sfere del potere. Zoran Zaev, leader dei socialisti, ha detto che i cittadini vogliono riprendersi lo Stato, rubato loro dalla famiglia dell'ex premier Nikola Gruevski. La Macedonia da quasi 2 anni si trova in un pericoloso stallo politico provocato dallo scandalo delle intercettazioni. L'ex premier Gruevski aveva fatto intercettare dai servizi segreti più di 20.000 persone, tra gli intercettati anche l'ambasciatore italiano. L'11 dicembre prossimo i cittadini macedoni saranno chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento. Nelle sconfinate pianure del Tavoliere delle Puglie, intorno a ricche e sontuose masserie, spuntano, accanto ai campi di pomodori, uva e ortaggi, baraccopoli come questa, situata proprio di fronte ad un inceneritore. È il ghetto dei bulgari. Utiumii pălnici tubi. Acqua nostra lo raccogliamo da un'altra parte e lo portiamo qua e facciamo la doccia così. Indietro abbiamo un bagno, bagno. Circondati da rifiuti di ogni genere, senza luce, senza acqua, senza bagni. Eppure centinaia di bulgari preferiscono vivere in questo campo per mesi, qualcuno addirittura per anni, in attesa e nella speranza di qualche giornata di lavoro nei campi.
Vivo qua da 4 anni, in questo posto. Qua lavoro perché a Bulgaria non c'è lavoro. 4 euro per un'ora, 5 euro per un'ora. Così mi pagano. Se il lavoro nei campi scarseggia come in questo periodo, ci si arrangia con altri mestieri. Sempre meccanico. Sì. Per gli altri? Sì, per altri, per tutti. Ti pagano? 10 euro per aggiustare macchina, capi? Le condizioni sanitarie nel ghetto sono allarmanti. Ci deve essere un modo diverso di fare sanità, di fare il medico, che al termine del processo, quando arrivano le persone già che hanno le malattie, bisogna andare alle cause. E qui è la cosa più evidente, è la sanificazione ambientale. Se non correggiamo le condizioni ambientali è inutile mettere poi la toppa quando arriva la persona già malata. La comunità bulgara è tra le più popolose in provincia di Foggia. Non tutti vivono come nel ghetto, in tanti si sono già integrati. Anelia Genova, ingegnera in Bulgaria, per anni a Foggia ha lavorato come badante. Oggi è mediatrice culturale e copresidente di ANOLF, l'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere. A Foggia ci sono molte donne bulgare che fanno badante, ci sono anche uomini che lavorano in agricoltura o diciamo in edilizia come meccanici. Tutti quelli che lavorano con contratto godono degli stessi diritti come gli italiani, ma ci sono tanti che lavorano senza contratti, purtroppo. Presso la CISL di Foggia, l'ambasciata bulgara ha attivato uno sportello dove periodicamente un funzionario provvede al disbrigo delle pratiche consolari, evitando ai propri connazionali lunghe e faticose trasferte a Roma. Tanti cittadini bulgari, ma stranieri in generale, che si sono integrati benissimo sul nostro territorio. Sicuramente poi ci sono queste situazioni che vanno superate e l'obiettivo dello sportello è anche quello appunto di creare una maggiore interazione tra questi cittadini con il mondo sociale e con l'attività della città di Foggia e della sua provincia. È morto a Varsavia il decano dei registi polacchi, Andrzej Wajda. Aveva 90 anni. Wajda ha vinto la Palma d'Oro a Cannes nel 1981 con L'Uomo di Ferro e nel 2000 ha ricevuto l'Oscar alla carriera. L'opera dell'artista è stata contrassegnata dall'impegno civile e politico sul fronte della lotta al totalitarismo. Wajda da poco aveva finito di girare e montare il suo ultimo film, Immagini residue, il suo 65esimo lungometraggio, l'ultimo di una carriera lunga 60 anni. Lo sloveno Vlados Škafar nello spazio ex jugoslavo è considerato un mito tra i cultori del cinema. Gli studenti delle accademie di cinema, i futuri registi, sceneggiatori, tutti vorrebbero essere Vlados Škafar, anche se i suoi film non hanno mai realizzato un successo commerciale e non sono mai entrati nella grande distribuzione. La vicenda artistica di Škafar è anomala, iniziata nella Cineteca di Lubiana e poi sfociata in una serie di film dedicati ai rapporti interni alla famiglia. L'ultimo lavoro, Matti, la madre, è una coproduzione italo-slovena cofinanziata dal Fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia. La pellicola è stata presentata in anteprima italiana al Festival Mille Occhi di Trieste. Racconta di una madre che porta la figlia autodistruttiva in un villaggio deserto e la rinchiude in una casa in mezzo al nulla. Questa fuga e reclusione scatenano nuovi forti sentimenti. Ma perché dedicare un film alla figura della madre? Perché è una figura che ogni persona può riconoscere, sono situazioni che la gente conosce, qualcuno le vive, ognuno di noi è figlio o padre o madre, genitore, sono ruoli in cui viviamo. Guardando i miei film lo spettatore medita sulla sua situazione, offro allo spettatore l'occasione di ripensare il proprio essere. Negli ultimi anni la cinematografia slovena ha avuto dei riconoscimenti importanti. Quest'estate, ad esempio, il regista Damian Kosolé è stato premiato a Karlovy Vary. Su cosa appoggia questa crescita? In Slovenia gli autori non subiscono pressioni da parte dell'industria, dalle televisioni. Siamo troppo piccoli, 2 milioni di persone, per essere interessanti per il grande capitale, per essere un obiettivo commerciale.
Per questo il cinema sloveno, che nasce in un ambiente piccolo, non può esistere senza l'aiuto dello Stato. Le sovvenzioni statali però ci garantiscono il privilegio di avere un'autonomia creativa che alle volte produce opere estremamente valide, opere che un interesse commerciale non avrebbe mai prodotto o finanziato. La Madre è stato girato nelle valli del Natisone, al confine tra Slovenia e Italia.